Un approccio culturale al vino è quello che vuole proporre Venezia Tasting, la 2 giorni organizzata da AIS Veneto, l'associazione italiana sommelier, l'11 e il 12 marzo a Treviso. Momento clou del programma domenica con un convegno che esplora la grammatica del gusto e 4 masterclass, oltre a banchi per la degustazione. 80 le aziende presenti con una rosa di circa 400 vini. Decisamente interessante, nella giornata avremo 4 momenti altamente formativi, 4 masterclass sui vini più importanti del Veneto, alcuni dei vini più importanti del Veneto, quindi l'Amarone, il Soave, il Siridurello, quindi uno spumante metodo classico in genere e soprattutto poi un momento dedicato ai vini da vitigni rari, quindi qualcosa che andiamo a riscoprire perché sono poco conosciuti. E Venezia Testi metterà in risalto anche questa parte, ecco, del Veneto. Naturalmente il tutto presentato in tema di enografia di carattere regionale, quindi tutti i vini migliori del Veneto. Quali sono i fondamentali di questa grammatica del vino che poi attraverso la grammatica del vino si costruisce l'identikit culturale del vino stesso? Ma diciamo che il grande tema è quello che si fa con il passaggio da vino inteso come bevanda a vino inteso come un momento di piacere e un momento di crescita, quindi un momento culturale, cioè quel vino che ci appartiene come storia da millenni e che è nostro. Ricordiamoci che noi siamo Enotria, la terra del vino, e di conseguenza noi come una delle regioni più importanti d'Italia, insomma, siamo orgogliosi di poter alzare un po' l'asticella su quello che è il tema vino e portarlo in una dimensione un po' più alta, ecco, un po' più culturale. La parola chiave è identità territoriale, cioè la ricerca dell'identità territoriale. Alcuni vini hanno dei marcatori, cioè riusciamo a riconoscerli anche alla cieca. Altri necessitano così di un po' di educazione ed è quello che in genere facciamo ai nostri corsi di formazione, quindi i nostri corsi sono sviluppati in 3 momenti diversi, in 3 livelli diversi. Il primo è quello ovviamente introduttivo in cui cerchiamo una sorta di taratura in tutto il pubblico, quindi una cosa molto semplice, con evocazioni che ci riportano alla quotidianità, alla sensazione del sale grosso più che della goccia di limone, magari ricercata nel vino. Quindi diciamo che gli step sono molto graduali, da un aspetto molto banale, elementare, semplice, iniziale, fino poi allo sviluppo di quella tecnica, delle parole giuste del vino, della conoscenza per poter arrivare ad una corretta comunicazione che poi parla di stile, ognuno racconterà il vino con il proprio stile, si può affrontare una degustazione con un modo tecnico e un'altra con un carattere completamente emozionale, cosa assai più bella direi.